3000 mi piace e vi porto una sfida noi contro 100 alette di pollo. Arriva quando E voglio! mi rubi il cuore, Ciao, ma benvenuti rimani. al canale Superallan, siamo qui oggi Già più potente della mia vita. con un nuovo video. E che video? Grande video. Allora, oggi ragazzi sono con il figlio di chef Franco e fratello di Cristian Massimino. Indovinate nei commenti come si chiama? GA7. Perfetto. Ragazzi, oggi siamo alla cartiera. Io per la prima volta mi sono Ma mai venuti. rossare casa. Siete mai venuti alla cartiera? Fatemi sapere anche questo nei commenti. Comunque è un centro commerciale anche molto grande. E cosa c'è in questo centro commerciale? Diversi fast food, tra cui uno che non ho mai provato. Allora, io ti dico, l'ho provato. Non è uno dei miei preferiti, però Mi darai una mano. è a tema pollo. Che è una cosa che mi piace tanto, perché a me le Esatto, alette di pollo piacciono esatto. tanto. Il fritto, il pollo. Quindi ragazzi, come si chiama? KFC che... Allora, italianizzato KFC. Lo vogliamo dire Sì, dillo normale. KFC. Maronno, fritto in culo. Ma non è finita. KFC. Fuck you. Oh, ma si muove anche fame. Sì ragazzi, pure io ho tanta fame. Prima di cominciare lasciate un bel mi piace, bel commento. Iscrivetevi al canale di Superalla. Siamo arrivati a 22.000 iscritti. Siamo arrivati a 30.000. Dai, road to 30k. Ragazzi, adesso vi presento il videomaker. Ciao ragazzi! Tu sei inguaiato. No. E waiu. Ciao! Tu c'hai fame? Me ne devo mangiare l'insalata, sto dieta. Cioè, tu vieni un KFC e ti mangi l'insalata. Sei inguaiato? Ad agosto ci fa... Tu l'hai provato già ovviamente il KFC. Sì, già l'ho provato, è buono, ma non lo metto nei miei fast food preferiti. E qual è il tuo fast food preferito? Mac. Era il Mac, ma non lo vedo più. Sta dita, non hai capito. Ma perché devi arrivare per qualche evento particolare? 2 mesi di fuoco. Ma perché devi fare bella figura con qualcuna? Spiaggia. Oh! Attenzione, questo scoop incredibile. Entriamo. Andiamo. Oh, allora ci siamo, è il grande momento. Devo dire le mani da dosso. Ti permetti, Bro, oh, ci siamo. Il mio primo ordine al Kids. Allora, porta via. porta via. Però mi devi dare tu una mano, perché come ho detto è la mia prima volta al KFC. Vuoi assaggiare il pollo? Sì. E io ti faccio mangiare il pollo. Ok. Poi un panino secondo me lo devi assaggiare. No, un panino lo assaggio. E allora iniziamo col panino. Va, Vai. facciamo un menù panino. Costa ne sta maniera sti panini non Perché KFC. patatine e Coca-Cola pure. Thank you. Quale vuoi? Tu quale ti prendi di solito? Di solito a me piace questo, il Colonel Burger. Guarda che io vedo questo perché è double Colonel E Burger. allora vai notato. Double, è la prima volta, continuo a ordinare. Altre opzioni, cheddar rimuovo perché sono intollerante al lattosio, insalata, maionese e bacon, salsa de boss. Non so cosa sia la salsa de boss, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. La levo che mulis cazzuti. Patatine fritte medie e Pepsi Maxi. Ora che ho ordinato il panino, ordiniamo il pollo. Vai. Quindi facciamo menù bucket. Il baguette è tipo quello del McDonald's. Facciamo per 2 persone. Decidi tu quale. Se vuoi fare misto, vuoi fare solo fritto. No, facciamo uno misto, almeno sta una prima volta. Vai. Allora questo qua. Vamos. Questo? 15,90 €, mo sparando. Stiamo qua. Siamo distrutti. Continuo. No grazie. Oh, e quando arrivo l'ora? Menù pollo sarebbero le alette. Ah, lo sanno le cosce, le alette, non so che cosa. Secondo me le cosce sono le migliori, perché sono belle pure grassose. No, vorrei le alette, vorrei assaggiare. Le vorrei poi mettere a confronto con quelle del Mac. Fatemi sapere se sono più buone quelle del Mac o quelle del KFC. Questo è il voto. Allora, cosa abbiamo messo per ora? Allora, voglio per adesso abbiamo preso, come si legge? COB. Cazzo, COB or 2 pezzi medio, che sarebbe il panino Colonel o burger, tipo una cosa del genere, patatine fritte medie e Pepsi Max. Poi abbiamo preso il bucket, 2 tender crispy, 2 COB or 4 hot wings medio. Ma quanti cazzo di nomi c'hanno ste cose? Comunque sono altre cose con... Oh, ma quante Pepsi stanno? Che cazzo di Pepsi stanno? Devo rimuovere qualcosa, modifica. Come si leva? Metto l'acqua. Cambia. Acqua naturale e un'acqua frizzante per Christian. Patatine fritte medie. Ma quante ce ne stanno? A cirigni panze patatine. Continuo. E poi double Colonel Burger mo qua sta. E questo che cazzo era allora? COB or 2. Le alette. Ma vicino a ogni cosa sta la Pepsi. Ma ne posso togliere una? Poi io penso che va bene. Cioè stiamo 3 in 1. 35 euro. Cacci soldi, Cristiano. E come striscia Superallan. E come striscia Superallan. Oh, hai fatto la spesa oggi? Scontrino la spesa. Ragazzi, guardate qua. Guardate qua quanto ho speso. 34,20 euro. Strisce, Oggi ho strisciato. striscia la. Ma si bello. Vai giù, Babbo Natale, è tutto pronto, è tutto qui dentro. Non ho più niente nel portafoglio. No! Allora adesso andiamo a fare un unboxing. Oh, ma pure tu hai ordinato. Ma Non ce ne Anzalato. Cosmo Magna addirittura. Comunque ragazzi stiamo andando fuori nel giardinetto per stare pure più freschi. Tra l'altro ho visto che sta pure schizzichando. Si mangia meglio quando piove. Si impregna. Allora ci siamo accomodati su questa panchina. Adesso tireremo tutto fuori. No.
Non quello. Allora, visto che tu sei più esperto di me, dici un attimo. Fa di Waller. Lui è l'esperto. Ok, Allora. ci dica. Prima cosa, questi sono i classici pezzi di pollo, i tenders. Sono un po' musci. Poi abbiamo questa qua che. Magari che sei una cervello. Esatto, è immenso, ma non so come si chiamano. No, aspetta, ma eccole, le alette. Così è. Sono così. Ma è completamente diversa rispetto. Sono fatte con i complex, l'impanatura. Ok, questo quindi è il bucket. Ok. Poi, paladina, assaggio una. Sono messo diverse però quelle del Mac. Assaggia? Ne assaggio pure io una. Questa è la mia prima volta che assaggio le patatine del KFC. Sono diverse rispetto a quelle del Mac. È vero. Però non lo so se sono più buone queste o quelle là del Mac. Quelle del Mac. Per me quelle del Mac. Sì, però quelle del Mac, ma non lo so queste. Dopo 10 minuti devi buttare. Ma pure queste. Sì, sì. A voi piacciono di più le patatine del Mac o del KFC? A me piace una cosa. La patana. Vai. E poi piano da cosa? Salata. Ah, il mio panino. Oh, questo è il panino di Super Allan, attenzione. Doppio. Sì, sì. Porca miseria, questa è una bomba. Questo si rimane qua, Sì, eh? Ah, boh, ma ci pigliate 4 Coca-Cola, ma ci pigliate. 3 bottiglie d'acqua. Ma che ma sfama i cammelli. Ok, dai, chi comincia a mangiare? Abbiamo cambiato idea, ragazzi. Fuori sta piovendo. Si mangia dentro. Allora, io il primo ad assaggiare sono io proprio. Eccolo qua. Il mio panino. Non so cosa ci sia dentro. Penso tutto pollo, bacon, maionese. Cioè, maionese, quella salsa speciale rossa. Che io gli ho detto di non mettere. Anzi, buon appetito. Com'è? È proprio cazzo. È proprio buono. Ti stendi a me. Le patatine. C'è 3 patatine. Buttaci un po' di patate, ragazzi. Questa è la cosa giusta. È molto croccante il pollo che sta dentro. Molto. Che si sente proprio. Quanta fame avevi? Mamma mia. Non mangiavo da mesi ormai. Ma come? Non ma sto godendo. No, ma tu mi piace sotto e sotto, poi sapere niente. Ragazzi, buon appetito. No, molta chimica, molta chimica. Che fine che hai fatto. Mamma mia. Oh, ma te ne fa? Sì. Saluto al canale di Super Allan. E voglio? Ciao. Allora, una cosa che ho notato è che non è per niente invadente e invasivo il secondo pezzo di pollo. Cioè, perché io mi sono preso il double e tutto il riestrenom che c'è, però non è pesante. Cioè, me lo sto mangiando con una fame esagerata. È crunchy. Un saluto a chef. Che fine che hai fatto. Però sai una cosa, non so se è meglio questo. No, non paragonato con me. Non so se è meglio questo o il Big Mac. Anche quello me lo prendo doppio. C'è un doppio hamburger là. Però questo è più pieno. Vedi, guarda qua. Era più pieno. Cioè, guarda quanto è spessa e quanto è doppio sta fetta di pollo qua. Poi ci ho fatto caso. È un poco piccante. È un po' piccantino. Ma fame capire, no? Mamma mia, ma che la Ancora un salato. Tanta fa. Pure del KFC. Ma che schifo. Sta rosa lo spirale. Costa il pollo arrostante. sto perdendo i piedi. Ragazzi, vi dedico questo morso qua. Guardate qua. Un po' di bacon, un po' di pollo e una patatina. Vai. Così. Assaggia l'insalata, assaggia l'insalata. No, ma schifo, già si vede. È carta, è proprio carta. Visto che ora hai mangiato il panino, è arrivato il momento di assaggiare questo. Aspetta, vero? Calma. Mi fa un Hai ragione, prima poco, prima. Allora ragazzi, assaggerò per la prima volta la Coca-Cola del KFC. È acqua colorata. Allora, questo è il cuore proprio del pollo. Cioè, ho notato che sono proprio dei pezzi A esagerati. me questo non piace tantissimo, non mi fa impazzire. Dai, lo apro un poco per farvelo vedere. Vedete? I filamenti di pollo. Allora, al patto mi sembra molto oleoso sicuramente. È un po' stopposo. Cioè un po' secco. Passaggio. È proprio secco. È secchissimo. È secchissimo. Pure a me non mi piace questo. Invece questo è meglio. Vabbè, ma questo qua me lo finisco di mangiare. Però l'avevo già notato prima di mangiare che è proprio secco. Senza salsa è immangiabile. Cristiano, sta salata, no? Venga, mangio pezzi di chissà. Assaggia questo e poi vedi. Questo è il tenders ed è quello frutto dei cornflakes. Ah, particolare. Allora, già questo, a parte è molto più molliccio, molleggiante, ma già lo vedo diverso rispetto a quello, non è secco. Non è secco. Vedi, prova. Questo ci sta, voglio. Guardate dentro. Vabbè, penso che ero l'unico a non essere ancora venuto al KFC nella sua vita. Però non si può mai sapere se qualcuno non c'è mai venuto. È una roba di sfizio, voglio. Ovviamente non è che stiamo parlando di alta cucina, lo sappiamo. È una roba di sfizio. Ci sta per provarlo. È molto scrocchiarello. Lo sai questo cosa mi sembra? Non lo so, mi dà questa impressione mo che lo vedo e mo che lo tocco. La cotoletta. Non lo so, un po' la cotoletta, guarda. Come struttura. Allora ragazzi, vedete qua cosa è rimasto? Un altro pezzo di quello che c'ha Enzo. E poi le alette di pollo, che sono molto curioso di assaggiare. Infatti me lo assaggio. Allora, voglio.
questa è la letta di pollo del KFC, completamente diversa da quella del Mac, ma è sempre complex. Sì, ma non è ricoperta in salsa al barbecue. Non è ricoperto in salsa e quindi è piccante lo stesso. Questo è più piccante. Dovete sapere che il Super Allan è il re delle alette. Vai, ma infatti 3000 mi piace e vi porto una sfida noi contro 100 alette di pollo. Guardi, voglio fare questa sfida perché mi piacciono molto le alette, lo sai Enzo? Guardate qua com'è fatta, guardate com'è fatta dentro, assaggiamo. Mamma mia com'è piccante, viene dopo il piccante, il forte viene dopo. Più buone quelle del Mac. Allora, non sono forti tanto, non mi piacciono come quelle del Mac, parere mio personale, quelle del Mac sono veramente alette di pollo. Secondo me c'è qualità di pollo qua che al Mac. È vero, ma forse perché qua sono proprio specializzati nel pollo. Vedo più qualità, pure io lo stavo per dire. È una rivisitazione della letta di pollo, diciamo. Però è forte. Forte? Viene dopo il forte, non te ne accorgi subito. Allora ragazzi, abbiamo un Cristian Massimino che assaggia il purè in questo preciso istante. Il purè del KFC, la prima volta. Prima e ultima. Qua giù sta insalato. È il mio fratello. Non va bene. Mangio di questi, No, sto già attento. Ma io già lo conosco. Guardate, questo è il mio pezzo preferito del caffè. L'impanatura è fatta benissimo. Ma nel purè? Non ci credo. Tu cosa stai spuzzuliando, bello e buono? Ti ho visto. Mangiando patatine. Fammela assaggiare un'altra, voglio vedere se si devono buttare. Già al tatto si devono buttare. Sì. Vedi, già sono mollicce. Panettava giù. Queste patatine dopo 10 minuti. Incredibile. Quelle del Mac, dopo 10 minuti, mi piacciono ancora. Questo no. Allora, ci sta qualche altro pezzo che ti puoi mangiare? Oh! Il pure. Fallo vedere. Come si stacca bene dall'osso. No, ma chi sa piace? Già lo so, guarda. Non ti piace questo qua? Troppo secco. È buono con la salsa, ma questo non è. È vero. Perché è troppo doppio, guarda, qua si può mangiare quando è attaccata all'impanatura. Da qua quando vai al centro fa. Allora, è rimasto qualche altro pezzettino. Un altro cuore. Ah! Oh, due alette. allora già sto già la letto. Non la trovo così piccante, ma la sto più piccante. È più piccante quella del Mac, forse. Questa arriva dopo. Ragazzi, come detto prima, credo che la qualità del pollo sia più buona qua, però quelle del Mac una magnassa a centinaia. O solo perché sono stato abituato così. Questo è buono, non è male. A parte che l'impanatura proprio è diversa, cioè bella croccante. Però mettiamola a differenza, il Mac vince, dai. Ma tu, che sanguata, ancora che la insalata a mano. Allora, conclusioni? Sì. Il panino. Panino ti è piaciuto? Il panino tanta roba, il panino tanta roba, penso che si è visto da come l'ho mangiato. E gli do un 7,5, dai. La letta di pollo. Aspetta, dai un voto complessivo al pollo. 7,5. La qualità c'è. Complessivo? 7,5. Non è male, non è 7,5. No, non è. Cioè? No, fateci sapere nei commenti se volete un altro video, però al Burger King, e anche in quel caso sarebbe la mia prima volta. E ragazzi, io vi lascio con un ultimo assaggio. Una letta di pollo. È quella meno. È la tua. Se il video vi è piaciuto lasciate tanti bei piace, tanti bei commenti, iscrivetevi al Mi canale raccomando, e vai giù! Io bevo l'acqua.